Che dite amici miei belli? Volete preparare anche voi? Ma che domande faccio? Ma che domande faccio? Ovvio, ovvio. Quindi, let's go! Lavoro all'interno della planetaria, farina, lievito fresco, lievito quello per i dolci, malto, zucchero, le uova, il latte e faccio partire velocità 1 per 6-7 minuti. A questo punto aggiungo il sale e lavoro per qualche altro minuto. Precedentemente mi ero preparata il burro morbido con la bacca di vaniglia e la buccia grattugiata dell'arancia e lo aggiungo piano piano all'interno dell'impasto. Con l'aggiunta del burro l'impasto andrà a slegarsi, ma non vi preoccupate, è tutto normale. Lavorate bene bene fino ad ingordare l'impasto. Io ho aumentato a velocità 2. Fino adesso facile, no? Dai, Comunque prelevate l'impasto, mettete in una ciotola leggermente oleata e fate lievitare. Non vi preoccupate, in descrizione vi scriverò tutto dettagliatamente. Dopo il tempo di lievitazione, siccome avevo fatto la doppia dose, divido in 2. Quindi effettuo qualche piega e poi vado a pirlare, cioè nel senso vado a creare la pallina che deve essere ben chiusa sotto, mi raccomando. Copro la pallina con uno strofinaccio giusto per 15 minuti per far rilassare l'impasto e poi vado a fare diciamo un buco al centro per ottenere appunto la classica forma a ciambella. Sistemo sul cartaforno e faccio lievitare. Devi lievitare, deve essere bello leggero leggero. Ma no, aspettate. Tan tan. Avete visto come è lievitato tantissimo, eh? Aspettate, ho paura che cade, faccio un guaio come solito. Guardate qua amici miei belli, eh? Adesso dobbiamo andare a friggere. Vedete, con l'altra metà dell'impasto ho ottenuto questi graffen. Non vi voglio bruciare, eh? Aspettate, aspettate. Aspettate. Ecco qua, lentamente, ma no, amici miei belli, come pesa, aiuto, e vado a mettere qua così. Tolgo la carta, forno che stava sotto, temperatura sempre costante, vediamo, casomai dovessimo vedere la temperatura sale, abbassate, addirittura spegnere, per poi riaccenderla dopo. Adesso devo girare. Come si fa? Aspettate, giriamo? Ma no, non ce la posso mai fare così. Con questo, proviamo con questa. Aiuto! Aspettate. Aiuto! Voilà! Aspettate. Se sotto si è cotto, che dite? Vediamo sotto. Ma no, aspettate, vediamo. Che dite? Un altro pochino di qua e voilà. Ma no, troppo belle. Io prima, no? Cioè, sapete che non atteggio, no? Mi volevo atteggiare, quindi ho preso queste bacchette di legno e volevo fare la forza. E guardate un po' che è successo. No, ma vi devo far vedere, tutto bello alla fine. Guardate qua, si è spezzato qui in mezzo. Vabbè, fa niente, Voi fate finta di non vedere, ecco qua, giriamo un po' così, facciamo finta che non è successo niente. Allora amici miei belli, adesso che cos'è, non ve lo dico, già lo sapete che cos'è. Andiamo a farcire. Mi raccomando, pieno. Ovviamente potete farcirlo con la crema pasticcera, con una confettura, come meglio credete. Adesso, amici miei belli, una bella spolverata di zucchero a velo. Che dite? Ci sta, no? Si può fare, Amici miei belli, mi fa ridere la mia faccia piena di soddisfazione, no? Di chi non se ne pente minimamente della porcaggine che ha creato. Assurdo. Ecco qua dappertutto, Penso che è arrivato il momento di assaggiare. Quindi, assaggiamo? Vado, taglio, Mi sono resa conto che non vi ho detto che cos'è. Avete presente i graffen che vi pubblicai, che avete amato? Ecco, lo stesso impasto per una versione gigante. Ho voluto esagerare oggi. Appena avete modo, fatelo perché è una cosa esagerata, è buonissima e goduriosissima. Che bontà, amici miei belli. Graffen, graffa, bomboloni, ciambella con buco, ciambella senza buco, come vogliamo chiamare? Che ste? Io non lo so. Che ste però? Che non si fa così? E fallo tu.